Bella raga, c'è tutto il comendone veneziano, ragazzi. Oggi vediamo un mazzo per me sconosciuto, lo sto provando adesso, dal nome molto allegro, Cimitero Dolce, Cimitero Blu-Nero. Per il momento 4 vittorie, una sconfitta, come potete vedere l'ho appena cominciato. L'ho appena sto provando per la prima volta adesso con voi. Allora, vedremo un po' di partite che ho già giocato. Allora, è un mazzo, tanto chiaramente mi scuso già prima per le pronunce delle carte, ragazzi, l'inglese purtroppo non è proprio il mio punto di forza nella mia vita, lo dico a malincuore, ma è così. Comunque adesso spiego un po' il mazzo e cerchiamo di capire un po' diciamo, cosa deve fare, perché è un mazzo diverso da tutti gli altri. Praticamente sto mazzo ha il compito di buttare in cimitero tutte le carte del grimorio, tipo tu vinci perché porti l'avversario a 0 carte nel grimorio. Si dice millare, mi sembra nei termini più professionali, più da pro player. Allora, cominciamo, le creature sono solo due, 4 e 4. Abbiamo l'Edron Crab e il Manic Scribe, spero sia così comunque. Adesso vi spiego la carta, che la cosa più importante non è tanto la pronuncia comendiana, ma spiegare la carta. Ora questa praticamente quando entra una terra sotto il mio controllo, il mio avversario mette in cimitero le prime 3 carte del grimorio. Questa invece, quando entra in campo, l'avversario mette le prime 3 carte nel grimorio, poi c'è Delirium che ad ogni suo mantenimento, se ci sono 4 più tipi di carte nel suo cimitero, ne butta altre 3. Quindi insomma, diciamo che come creatura hanno il compito di buttare comunque carte in cimitero. Poi abbiamo Vision of Beyond, o Beyond, lascio sempre a voi la scelta finale, è un istantaneo che pesca una carta e se ho 20 o meno carte nel cimitero ne posso pescare 3. Ok. Poi abbiamo il Devil Flash, che praticamente è un istantaneo a costo 2, che il mio avversario sacrifica una creatura, però guadagna punti vita e pare la sua difesa. A me non interessa, può avere anche 2000 punti vita, non devo batterlo per quello. Poi abbiamo Mirare la gola solito, che distrugge una creatura non artefatto. Poi abbiamo il Glimpse de Unticable, vabbè ragazzi, vi lascio sempre a voi la pronuncia. Praticamente questa carta il mio avversario mette in cimitero le prime 10 carte del grimorio, quindi bella cazzuta. Poi abbiamo il Mesmeric Orb, che praticamente è un artefatto ehm, che praticamente a ogni mantenimento, se il mio avversario ha tappato 5 permanenti, scarta 5 carte e le butta in cimitero. Però la stessa cosa capita anche a me, quindi se anch'io nel turno, cioè dopo il mio turno ho 3 carte tappate, esempio, perdo anch'io 3 carte, ma a me non interessa, l'importante è togliere subito le carte velocemente all'avversario. Questo è un bel artefatto. Poi abbiamo Frying Sanity, che praticamente è un incantesimo aura, che cioè tipo se un giocatore ha scartato 10 carte, con questo incantesimo ne scarta altre 10, quindi c'è veramente il doppio, è devastante. Poi abbiamo Crypt Incursion, che è importantissimo, praticamente posso esiliare tutte le carte del cimitero cioè posso esiliare tutte le creature, scusate, del cimitero avversario, e presumibilmente sono tante, perché se devo far scartare carte sicuramente sono tantissime, e guadagno 3 punti vita per ogni carta esiliata, quindi veramente importantissimo, mi dà la possibilità di andare a più 50-60 punti, quindi ho il tempo di vincere. Poi abbiamo il funerale mentale, che questo è praticamente il mio avversario deve rivelare le carte finché non trova 4 isole, cioè 4 terre, scusate, e finché non trova 4 terre deve continuare a scartare. Quindi anche questa è abbastanza devastante. E poi abbiamo l'Archive Trap, l'archivio trap, insomma, in pronunce comendiane, che praticamente allora, se il mio avversario durante il suo turno deve cercare qualcosa nel suo grimorio, questa carta la pago 0 e praticamente il mio avversario scarta 13 carte. Se invece non fa questo, devo giocarla con il suo costo di mano, che comunque è abbastanza elevata e costa 5. Adesso vediamo un paio di partite. Ragazzi, mi scuso sempre se non sono chiaro, se magari, ripeto, non ho delle pronunce devastanti, ma ripeto, purtroppo sono abituato comunque a vedere le carte in italiano e faccio un po' fatica con la pronuncia. Boh, anzi, facciamo vedere le 4 vittorie, così da rendere il video meno lungo, che è un po' più veloce, e magari piuttosto mettiamo pausa noi. Allora, ok, qua cominciamo, qua come possiamo vedere abbiamo una buona mano,
e cominciamo a buttare l'isoletta. Lui non gioca niente e tocca a noi. Ok, qua abbiamo giocato la prima carta e abbiamo praticamente costretto l'avversario a buttare 10 carte in cimitero, quindi è già a 41. Ok, tocca ancora a noi, terza terra, non faccio niente, non facciamo niente, tocca ancora a me. Vai, giochiamo 3 terre, funerale mentale. Ha buttato via un bel po' di carte prima di trovare le terre, le 4 terre, quindi da 41 è già 33. Adesso 32 perché ha pescato. Lui vediamo se mette qualcosa, mette una volare 3-4, un angioletto. Abbiamo già 5 terre. Ecco, noi giochiamo. Lo giochiamo col costo della carta, quindi 5, e ha buttato altre 13 carte in cimitero, quindi è da 32 è già a 18, ragazzi, siamo al quinto turno. Quindi diciamo la vittoria è abbastanza nelle nostre mani. Ok, qua facciamo la stessa cosa. Giochiamo l'archivio e lo portiamo da 18 a 4. Ormai praticamente la partita è andata, anche se lui ha 2 angioletti, mi attacca, mi porta a 11. Adesso mette anche un altro angelo, sta provando in tutti i modi. Adesso gli faccio una super mega bastardata, gli butto il Crypt Incursion, gli esilio tutte le carte, tutte le creature dal cimitero e da 11 punti vado a 68 e concede la partita. Quindi per far capire praticamente la combo del mazzo è questa, cioè chiaramente con 68 punti, ora che mi butta giù, insomma lui ha 3 carte nel grimorio, in 3 turni avevo vinto, quindi insomma se più non ha una creatura da 68 punti di forza, insomma la vittoria è stata abbastanza semplice. Adesso cerchiamo di farne vedere 2 o 3 così e poi ne faccio una in diretta. Facciamo vedere un'altra. Vai. Facciamo vedere i 2, dai. Ok, ho mulligato. Qua vediamo, ecco, ho mulligato, quindi addirittura due volte, quindi ho solo 5 carte, ho 3 terre, un funerale mentale e una visione. Quindi insomma non sono partito bene. Quindi facciamo vedere anche la partita dove siamo partiti abbastanza di cacca. Ok, tocca a noi. Paghiamo 1 e mettiamo l'Edron. Adesso ogni volta che mi entrano a terra lui scarta 3 carte. Però lui me la esilia subito. Quindi insomma un inizio un po' così. Mettiamo la terra, non mettiamo altro. Lui mette un artefatto, quindi comunque perde tempo, non ha nient'altro, poverino. Qua gli cazzo l'istantaneo e mi pesco una carta. Purtroppo un'altra terra, quindi mano pessima. 2, mettiamo l'artefatto. Adesso quando è il suo turno lui scarterà 2 carte perché ha 2 carte tappate. E ne scarta 2. Lui non fa più niente e tocca a me. Adesso le scarto io, però a me non interessa. Ok. Adesso rilanciamo un funerale mentale e da 39, cioè va a 39, scusate, da 48, quindi ne ho buttati giù un bel po'. Adesso lui mette l'artefatto, io pesco una carta, però lui, adesso qua scarto io chiaramente, ok, metto un'altra terra, metto l'Edron e metto anche il maniaco, così ha scartato altre 3 carte, intanto adesso lui ne scarta tantissime perché aveva praticamente tutto tappato, quindi non è stata una gran mossa secondo me la sua di tappare tutto, per quanto insomma la creatura è forte, ma a 27 così a bomba, più altri 3 del maniaco, quindi siamo a 25. Lui per adesso può farmi 6 danni tranquillamente e mi butta 14. Adesso scarto io. Adesso però faccio una bella cosa, stato che fortunato, diciamo.
ecco, lui mi ha fatto tornare tutto in mano in realtà, quindi ha fatto una bella mossa, però io adesso questo istantaneo gli faccio sacrificare la creatura e quindi guadagno tempo, anche se ha due pedine 3-3 con lifelink e the touch. Adesso metto un altro artefatto, altra terra, lui ha 24 carte sul grimorio, metto l'artefatto e metto le due creature, quindi adesso lui perde sicuramente altre 6 carte e in più ne perde ancora tantissime perché con l'artefatto sprofonda a 13. Lui attacca, io sono a 8 quindi sto rischiando, facciamo entrare un'altra creatura, il solito Edron ha scartato altre, non ha scartato niente, scusatemi, in questo momento andando veloce, devo capire bene come fare sta serie per capire se è meglio così o farle solo in diretta. Comunque qua in questo caso non ha scartato niente perché questa carta fa scartare carte solo, scusate il gioco di parole, solo quando entrano le terre sotto il mio controllo. Ok, lui mi ha distrutto tutto. Mossa che secondo me non l'ha proprio fatta, è stata una gran mossa anche perché qua lui pesca 3 carte quindi va a 9, cioè fa proprio una pazzia. Adesso io pesco terra, quindi ce l'ho un po' in quel posto. Lui chiaramente va a 8. Metto un artefatto, quindi sono anche fortunato che non ha neanche lui nulla in mano. Io ho fatto il push che mi serve a ben poco. Non posso distruggere niente perché non ha niente. E qua fa un'altra pazzia. Ah no, però non ho più l'artefatto, quindi in questo caso può farlo. Guadagna punti vita. Però ha pescato anche carte. Quindi praticamente ha pescato 4 carte ed è dato a 3. Cioè si è autoammazzato praticamente, non capisco il perché onestamente, ma qua mi arriva un altro fatal push, non posso far nulla perché posso ammazzare solo le creature a 2, di costo di mana 2, lui a 4 e l'abilità di rivolta non posso usarla perché non stanno morendo creature. Lui ha cercato di pescare carte per far veloce, cercare di ammazzarmi, infatti mi porta a 6, però ha 2 carte. Io gioco la visione, provo a giocarli questo per farli così da scartare 13 carte e vincere la partita. Lui però fa qualcosa, adesso vediamo cosa che non mi ricordo onestamente. Mi countera la magia. Tocca a lui però. Mi può fare ancora 2 danni, quindi mi porta a 4. Lui ha solo una carta nel grimorio, tocca a me, però dopo toccava di nuovo a lui e aveva perso la partita. Quindi ho vinto pur avendo una mano pessima, sono riuscito a vincere lo stesso. Adesso andiamo per una partita in diretta, ragazzi. Spero insomma insomma che sia abbastanza chiaro nonostante sia veloce. Non capisco perché non posso rallentare la partita, sinceramente. Il replay. Ok, raga, siamo in diretta. Questo non vuole giocatori lenti, eh. Ha trovato pane per i suoi denti. Merda. Oh, registro e non ho carte. Perfetto. Ma Dio Cristo. Vabbè, devo addirittura mulligare a 2, pazzesco. La sfiga continua. Mamma mia. Si parte veramente male, eh. Ah, bene, c'è anche... la possibilità di togliermi carte così, quindi ho paura che è good game. No, non ho un cazzo, che bello. Cioè, ho fatto un mulligan a 2, non posso vincerla neanche se vuoi questa purtroppo. Che palle però. Cioè partire così è proprio il disastro più totale. Vediamo, speriamo che magari adesso magari possa, come si dice, rallentare un po' il tutto. Bisogna pregare adesso, cioè vincere con sarebbe incredibile. Ho giocato con 3 carte in meno rispetto al mio avversario fin dal primo turno, cioè, è un po' pazzesco. E lui qua chiaramente non ha scartato niente, quindi 0 carte. Se ne scartava una, e ne scartava un'altra. Mi fa scartare una carta, ma poteva andare peggio. No, vabbè. Mamma mia ragazzi, mi sta massacrando questo, eh.
Questo mi sta veramente massacrando. Adesso qua li faccio scartare 10 carte che in realtà sono 20. Ecco, l'unica chance per me è questa. In questo momento, però le dura, eh. Qua a 32. Certo che veramente mi ha silurato, eh. Qua ogni mantenimento mi fa perdere 3 punti vota, perfetto. Adesso deve darmi carte che possa scartare, se no so cazzi. Ti prego non terre. Perdo 3 punti. Funerale mentale. Questa ci voleva. Ok. 25 e a 25. Altre 7. E va a 17, però. La vedo abbastanza dura, eh. Lui ha tante terre per fortuna, eh. Ci sta andando di culo da sto punto di vista. Però non può durare in eterno. Cioè, se mi arrivano sempre carte che così, allora posso farcela. Se no la vedo leggermente dura. E però vecchio non vuoi, come si dice, non vuoi giocatori lenti, dopo sei tu il primo a metterci 3 ore, cioè, non è cattiveria, però io avrei anche voglia di giocare. Grazie. In attesa di dare, come si dice, concedi. Merda, merda. Cosa butta? Maledetto. Mi porta a 13, questo è un bel problema. Ti prego, dammi la carta che scarto, è quasi fatta. Altri 3 punti vita. Boom, 10 carte. 10 carte. Boom boom, boom bee. Vai, cacchio. E la si va a vincere così. Era persa. Ecco, questo è il mazzo, diciamo. Questa è una partita dove veramente, cioè, sono riuscito a vincere pur con una mano disastrosa. Lui diciamo è stato sfortunato perché ha beccato tante terre. Proviamo a fare un'altra. Adesso vediamo. Ok raga, mano, anche questa non proprio devastante, però quantomeno posso tenerla. Però io vorrei giocare. Ma io dico, ma perché siete così lenti? Perché? Ha mulligato a 6 carte lui, eh. Ok, oh, non avrà mica stesso mazzo, speriamo di no, cacchio. Ok. Mano abbastanza bruttina. Adesso vediamo cosa ha lui. Ok, mi butta una bella creaturina con volare. Ok, se pesca carte per noi è positivo con l'archivio, eh. Ma teniamo così per il momento. Teniamo così e vediamo cosa combina lui. Non pesca? Dai, pesca! E mi fa un danno. Ok, mettiamo, qua ho sbagliato perché dovevo mettere prima la creatura e dopo la terra, pippone. Si vede che sto mazzo lo sto giocando per la prima volta, eh. Quando mi entra una terra, lui si scarta 3 carte. Dai, cerca. Se cerca, teoricamente non l'ho mai giocata questa. Vediamo se posso farlo. Non cerca. Ammazza, cosa tira sto stronzetto? Mi fa sacrificare una creatura, maledetto. Niente, l'edro non me lo tengono in campo, sacrifica la creatura. Bravo.
Io chiaramente non posso usarla, sì, ce la fa 5, quindi anche no. Ho fatalità, pesco, cioè, sto trovando solo gente che non pesca carte. Cioè. Quindi se l'ho capita bene sta carta che, ripeto, è la prima volta che la gioco, quando cerca una carta dal Grimorio la pago 0, cioè, quindi è un po' fortina. Ok. Io vorrei aspettare a mettere le carte per toglierli via, cioè tipo il glimpse. Vorrei avere l'incantesimo. Ok. Adesso riscarta 3 carte teoricamente. Ok. Ma che palle! Ma che palle, ragazzi! Oh! La rischio perché questa mi sta sui... No, ho sbagliato. Mi sta sui maroni. Ok. Ok, non facciamo nulla. Siamo a 17, possiamo permetterci di andare tranquilli, diciamo così. Però veramente non mi sta arrivando nulla, eh. Male, male. Mamma mia, ragazzi. 10, 23. Aspettiamo ancora un attimo, sperando di non far cagate. Sì, questa gliela gioco però. Boom! 13 carte, le salutiamo, salvo. Aspetta, se ha un neutralizza sono dolori. Giusto, potrebbe avere neutralizza. No, per fortuna no. Ok. Cominciamo a picchiare. 22. E adesso con la Crypt Incursion, se non può fare altro, ci prendiamo qualche punto vita, ma proprio qualche. Lui ha 21 carte, però adesso non siamo messi proprio benissimo. Da un punto di vista... Allora, qua intanto li cazziamo l'istantanea appena si attacca. Speriamo, questa sarebbe importantissima poterla giocare. Vado a 45 punti vota, raga. Altra carta fondamentale. 1000. Ma che cazzo vuoi? Quanto ho sofferto costi deck, adesso soffrite voi. Raga, sotto il comandante veneziano, cimitero, dolce cimitero. Mazzo che dà leggermente fastidio.